Episodio di violenza a Jesolo, 3 giovani, 2 trevigiani ed una padovana, dipendenti di una pizzeria, sono stati aggrediti senza motivo da una banda di giovani. Uno di loro è finito in ospedale. È indagato per omicidio colposo il papà del piccolo Nicolò, morto a soli 2 anni dopo aver ingerito qualcosa al parco. Un atto dovuto mercoledì, l'incarico per l'autopsia. La tragedia di Revine Lago con la morte della piccola Maria. La procura indaga tutti gli animatori del Greste che la piccola stava frequentando quando è annegata. Vendemmie anticipate per il prosecco dopo Ferragosto. Il mais per la zootecnia è già in fase di raccolta. Soia in grande difficoltà, l'effetto della siccità sulle nostre colture. Ancora truffe sul web, nel mirino il mondo delle auto. Un 32enne perde oltre 40.000 euro pagando per 4 automobili, denunciati 2 ventenni di Trevignano. Vandali entrano nella notte nella scuola primaria di Volpago, vetrate danneggiate, sistema antincendio manomesso, indagano i carabinieri. Festa sorpresa tra canti, balli ed abbracci per Gianni Rasera, volto storico del volontariato trevigiano. La comunità africana per noi è come un papà. Buonasera e ben ritrovati. Dunque l'avete sentito, la cronaca in primo piano, un ennesimo atto di violenza a Jesolo, coinvolti 2 trevigiani ed una giovane di Padova, il video shock dell'aggressione. La scorsa notte stavamo tornando a casa, io e dei miei amici, e siamo stati fermati da un gruppo di slavi che parlavano bene l'italiano, quindi probabilmente da queste parti, e hanno iniziato a importunare noi e la ragazza. Noi li abbiamo ignorati completamente e questi hanno iniziato a seguirci e hanno iniziato a menarci, hanno iniziato a pestare il mio amico, e proprio per divertimento, senza nessun motivo. E ancora sotto shock Marco, racconta quei minuti terribili. Era l'1:30 di notte, stavano tornando a casa assieme ad alcuni amici che avevano terminato il lavoro in una pizzeria. Le vittime sono 2 ragazzi trevigiani di 20 anni ed una giovane coetanea di Padova. Tutto accade in un attimo. Mentre stanno camminando incrociano un gruppo di uomini stranieri ubriachi in via Olanda a Jesolo. Fanno dei complimenti pesanti alla ragazza. I giovani decidono di tirare dritto e allontanarsi, ma gli aggressori non ci stanno e sotto i fumi dell'alcol inseguono i 3, li circondano, poi iniziano a picchiare con calci e pugni uno di loro. Una persona dall'alto riprende quegli istanti. Gli altri 2 tentano di fuggire, sono momenti concitati dove l'unico sentimento è la paura. Gli aggressori fra l'altro danneggiano anche la bicicletta di uno di loro, poi il giovane aggredito riesce a divincolarsi e fuggire, ma sul volto ha i segni delle botte. Si reca in ospedale dove gli vengono riscontrati traumi guaribili in una decina di giorni. Sul posto arriva una pattuglia dei carabinieri che raccoglie la testimonianza dei ragazzi. Gli stranieri intanto si sono dati alla fuga. Nelle prossime ore i giovani presenteranno una formale denuncia. Vogliamo che vengano identificati, devono pagare, dicono. Il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, appresa la notizia, dice: questi fatti non vengono tollerati. Intanto da domani arriveranno nella cittadina balneare 15 carabinieri in più e 10 finanzieri. Jesolo è una delle cittadine più popolate in questo periodo, soprattutto da giovani, ci spiega il primo cittadino, e non vogliamo far passare il messaggio che Jesolo non sia sicura. Il territorio viene presidiato di giorno e di notte. Dopo la denuncia delle vittime, i carabinieri cercheranno di identificare gli aggressori. Ed ora la tragedia di Revine Lago. Già domani la procura di Treviso potrebbe aprire un fascicolo sulla morte della piccola Maria scomparsa nelle acque del lago durante un camp estivo, indagati gli animatori. Un dolore che non si placa per la famiglia della piccola Maria morta a 7 anni fra le acque del lago di Revine, così come non si placa la rabbia e voglia di capire cosa sia accaduto e come sia stato possibile perdere di vista la bambina. Vogliamo la verità, chiede il nonno. La verità di quelle agenti che stati testimoni, che hai visto tutto quanto.
Una tragedia che ha sconvolto la comunità intera. La procura di Treviso domani potrebbe già aprire un fascicolo con i nomi delle persone coinvolte. Il reato ipotizzato sarebbe omicidio colposo e omessa vigilanza. Gli indagati dovrebbero essere 6, il condizionale d'obbligo sarebbero tutti i componenti dello staff di vigilanza e dell'organizzazione del camp estivo. Si tratta comunque di un'iscrizione che ha per il momento lo scopo di garantire agli indagati la possibilità di partecipare alle operazioni peritali. Intanto martedì all'ospedale di Vittorio Veneto sarà eseguito l'esame autoptico per accertare la causa della morte della piccola, che potrebbe essere per annegamento, anche se non si esclude comunque il malore. Rimane la rabbia dei parenti che raccontano: abbiamo portato Maria e quando siamo tornati non c'era più. Guardate, io non lascio tutto quanto così, perché loro pensavano che 2 donne che possono manovrare, loro non sapevano, perché io ho mai andato, mia moglie portava bambini o mia figlia portava bambini, io ho mai presentato, loro ho pensato che con 2 possono manovrare, ma ci sono io. Ci sono io, dice sconsolato, una storia drammatica sulla quale bisogna fare piena luce, e il nonno annuncia l'intenzione di far fare una seconda autopsia quando il corpo sarà riportato in Ucraina in vista della sepoltura. È indagato per omicidio colposo il 41enne boscaiolo di Codissago di Longarone, padre di Nicolò, 2 anni, morto giovedì all'ospedale di Pieve di Cadore. Il bambino era arrivato al pronto soccorso con insufficienza respiratoria e battito cardiaco rallentato. Ai medici il padre aveva raccontato che Nicolò aveva mangiato qualcosa di strano, una sostanza marrone che gli aveva subito tolto di bocca nel parco sotto casa. La procura precisa che l'iscrizione dell'uomo nel registro degli indagati è un atto dovuto in attesa che lo stesso PM Simone Marcon conferisca mercoledì l'incarico dell'autopsia al medico legale Antonello Cirnelli. In quell'occasione anche il padre, rappresentato dal legale bellunese Mauro Gasperin, potrà nominare un consulente legale di fiducia. In gergo si chiama stress idrico, in sostanza quello che stanno vivendo le nostre colture a causa della siccità è davvero una situazione emergenziale, tanto che quest'anno la vendemmia sarà anticipata a dopo Ferragosto. Assolutamente, vendemmia anticipata pensiamo sui 15 giorni rispetto a... dovremo vedere come va l'andamento stagionale qui di agosto, perché ha fatto qualche temporale e questo ha rinfrescato e quindi siamo in piena invaiatura su quasi tutte le cultivar e questo garantisce una raccolta che sarà subito dopo Ferragosto. Se in Sicilia la vendemmia delle uve dolci inizierà con i primi giorni di agosto, a Treviso è già deciso per il Prosecco se ne parlerà dopo Ferragosto. Vendemmia comunque anticipata anche per i produttori vitivinicoli trevigiani, che solo la buona gestione della risorsa idrica del consorzio ha messo al riparo dalle cause ben più pesanti che questa siccità avrebbe potuto comportare. Abbiamo i grappoli che purtroppo crescono meno di quello che potrebbero crescere con un'adeguata presenza di acqua. Quindi abbiamo chicchi più piccoli, sicuramente la qualità non si discute, avremo magari un volume minore, quindi in qualche zona pensiamo anche un 20% di volume minore in termini di produzione, però sicuramente la qualità sarà molto buona. Stessa qualità, meno volume, la conseguenza potrebbe essere quella dell'aumento del prezzo, ma dipenderà dal meteo dei prossimi 15 giorni. Se le uve sembrano infatti sopportare meglio lo stress idrico, lo stesso non può dirsi di soia e mais. La soia è una pianta che in presenza di temperature così alte non riesce a autofecondare i fiori e quindi la fioritura è scalare, di conseguenza abbiamo tanti baccelli vuoti e lì non ci sarà produzione. Molti ettari di mais non sono stati irrigati e quindi non ci sarà raccolto neanche su quello. Intanto sono già partite le operazioni di raccolta del mais per uso zootecnico, una scelta anticipata di 2 settimane che permetterà di risparmiare acqua. Infatti per coltivare il mais servono oltre 6.000 metri cubi di acqua per ettaro. Continuiamo con la cronaca: furto da 50.000 euro in una villetta di Preganziol. I ladri hanno fatto irruzione in una villetta di via Francesco Baracca a Preganziol, probabilmente nella mattinata. Hanno atteso che i proprietari fossero usciti e poi hanno forzato la serratura della porta sul retro. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto fino a quando hanno trovato la cassaforte con dentro gioielli e orologi. Secondo i carabinieri all'esterno sarebbe rimasto un complice a controllare che
che non ci fosse un rientro anticipato a casa della famiglia. Secondo le prime indagini, i ladri potrebbero far parte di una banda dell'Est Europa specializzata nell'aprire con flessibili le cassaforti a muro. I malviventi si sono poi allontanati tra i campi che circondano la villa con un bottino di circa 50.000 euro. Ed ennesima truffa online, si fingono venditori di auto e si fanno accreditare 42.000 euro, denunciati 2 giovani. Le indagini sono scattate appena la vittima si è resa conto di essere caduta in una trappola. 2 ventenni residenti a Trevignano hanno messo in atto l'ennesima truffa online che ha fruttato loro ben 42.000 euro. I ragazzi si sono spacciati per farsi venditori di autovetture. Una trattativa con la vittima, un 32enne abruzzese, che dopo aver parlato con i 2 truffatori ha pensato di acquistare da loro 4 vetture. In realtà i ventenni, dopo essersi fatti accreditare fraudolentemente la cospicua somma, si sono dileguati. Delle macchine ovviamente nessuna traccia, immediata la denuncia della vittima ai carabinieri e ieri nel pomeriggio i militari dell'Arma della stazione di Montebelluna hanno denunciato i 2 ventenni. Fermato dai carabinieri di Treviso in pieno centro città con addosso un cutter, una sorta di taglierino vietato dalla legge, il giovane è stato controllato nei pressi della stazione, denunciato un 29enne cittadino marocchino residente a Morgano, gravato da pregiudizi penali e destinatario del foglio di via obbligatorio dal comune di Treviso per 3 anni, scadente il prossimo 30 di ottobre. E vandali alla scuola primaria di Volpago. Nella notte ignoti hanno fatto irruzione nel cortile rovesciando le piante ornamentali posizionate sotto il porticato a nord. Sono state danneggiate le vetrate ma hanno messo il sistema antincendio. Sono scattati sia l'allarme antincendio che quello antifurto. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile. Sono state avviate le attività di denuncia ed i carabinieri stanno investigando anche con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza disponibili per individuare e punire i responsabili. Un progetto per arginare il bullismo sempre più frequente, ce lo racconta il comune di Mogliano. Noi ci siamo accorti ovviamente di una certa difficoltà da parte dei ragazzi a gestire le relazioni, probabilmente anche a gestire la loro quotidianità. Dalla semplice bravata ad episodi più gravi di bullismo, violenza al fenomeno delle cosiddette baby gang, a Mogliano è partito e sta già dando buoni risultati il progetto Media Azione. Lo scopo è quello di contrastare questi comportamenti sbagliati sostenendo i ragazzi e facendoli sentire parte attiva della comunità moglianese che si è già mobilitata. Artigiani, commercianti si sono messi a disposizione per accogliere questi giovani in laboratori che consentano loro di esprimere abilità ed attitudini togliendoli dalla strada. Anche una situazione in cui c'è una bicicletta, c'è un ragazzo che riesce ad aggiustare biciclette, ma perché non spendere questa competenza a favore della collettività? Così come un ragazzo che magari ha anche delle doti manuali, che provi ad avvicinarsi. Per esempio abbiamo un laboratorio per pizzaioli sostanzialmente e così come in gelateria. Parallelamente il progetto vede il coinvolgimento di scuole e personale del comune nell'attivare dei tavoli di mediazione per mettere a confronto i ragazzi autori dei comportamenti sbagliati come i bulli e le vittime. Per vedere se l'autore del comportamento illecito, discutibile, stiamo parlando chiaramente di una scuola media, quindi non voglio etichettare con comportamenti, con connotazioni pesanti, e quindi un reo, un autore di un illecito e la vittima di questo illecito possano trovare una forma che per uno abbia il senso di aver ritenuto giustizia senza dover intervenire in un modo più pesante, e per l'altro magari aver compreso di aver fatto male e magari non ne ha compreso il disvalore fintanto che non ha sentito le ragioni della vittima. Ed ora invece parliamo dei 10 milioni stanziati dal governo per la cura della mente. Il bonus psicologo approvato ha già praticamente esaurito il plafond a disposizione, critiche degli psicologi anche sulle modalità con cui è stato pensato.
C'è tempo fino al 24 di ottobre per fare domanda di bonus psicologo, lo strumento messo a disposizione dal governo per curare un disagio, pensato anche come risposta concreta dopo 2 anni di pandemia. Al terzo giorno in cui si poteva avanzare la richiesta sono già arrivate 130.000 domande su un bacino di utenza previsto di 160.000. Solamente una piccola percentuale di cittadini potrà vedere riconosciuta la sua richiesta. Sono moltiplicate poi in questi ultimi anni le situazioni di stress cui sono state sottoposte le persone. Il malessere generale è aumentato. Le risposte sono state le più diverse, spiega Pizzoferro, dall'isolamento all'ansia all'aggressività che è aumentata. Se pensiamo a come è strutturato appunto il bonus, che è stato annunciato in primavera, è diventato attuativo ora in piena estate, le graduatorie potrebbero essere disponibili a novembre. Se pensiamo appunto alla persona sofferente che in questo momento sta male e cerca aiuto da uno psicologo. Cerca aiuto adesso, ma saprà se avrà questa possibilità realisticamente a novembre. Pensiamo anche a come è strutturato. Bisogna avere uno SPID, bisogna avere un ISE, bisogna avere anche quel po' di energie che servono per andare a cercare un aiuto che ti verrà dato tra alcuni mesi. Insomma, non è solo una questione di soldi messi a disposizione. Nel lungo periodo servono interventi più strutturali, ne è convinta la vicepresidente dell'Ordine. Ad oggi soltanto il 5%, spiega, degli psicologi è impiegato nel servizio pubblico sanitario. Il restante lavora nel privato. La cura diventa dunque un lusso per pochi e un'importante fetta di popolazione con dei bisogni viene lasciata all'angolo. Aumentano i costi delle materie prime mettendo in difficoltà i laboratori artigiani che lavorano nell'alimentare, un settore in difficoltà anche per mancanza del personale. In provincia di Treviso, dice la comunità produttori dolciario di Confartigianato, mancano almeno 1.000 addetti. Non si trovano più le persone che desiderano o comunque sono disposte a sacrificare i fine settimana per lavorare piuttosto che stare in famiglia. Sono gli artigiani della Marca a diffondere la notizia, un esercito che tra città e provincia conta 1.161 laboratori artigiani, oltre il 17% del totale regionale, tra cioccolatieri, gelatieri, birrifici e alimentari vari. Ne servirebbero almeno 1.000.000, afferma il presidente Massimo Albanese, titolare di 2 pasticcerie nel campo da 38 anni. Per noi artigiani non è così semplice poter garantire uno stipendio molto elevato. Oltre a questo problema c'è anche il fatto che le persone hanno scoperto che durante il Covid che è una cosa buona stare a casa con la famiglia i fine settimana, e chi operava nel nostro settore ha deciso di cambiare lavoro. Almeno l'80% dei laboratori della categoria oggi cerca personale, in un momento oltretutto in cui pesa sul comparto un rialzo incondizionato dei prezzi. Tutto è aumentato: farina, olio, burro, cioccolato, marmellata, materie prime, ma non solo. L'energia elettrica innanzitutto, il gas, il cartonaggio, cioè quello che noi utilizziamo per confezionare i nostri prodotti, la scatola per la torta, il vassoio per le paste, la borsa per trasportare il prodotto, sono aumentati addirittura al 46%. È chiaro che i margini sono cambiati notevolmente e se andassimo a fare un'analisi accurata di prodotto per prodotto, sicuramente dei prodotti noi li vendiamo sotto costo. La richiesta del comparto allora è quella di azzerare l'IVA per tutti i prodotti alimentari nel prossimo disegno di legge aiuti. Riuscendo a azzerare l'IVA noi riusciremo ad attingere a delle risorse che farebbero ulteriormente un cuscinetto. Comprare immobili fatiscenti per trasformarli in spazi pubblici a favore dei cittadini. Tarzo comune decementificato. Presto potrebbe essere questa la scritta da aggiungere ai cartelli comunali, perché questo paese tra Conegliano e i laghi di Revina ha deciso di intervenire concretamente per eliminare alcune brutture architettoniche a favore di spazi pubblici per i cittadini. Le linee sono quelle: o recuperare gli edifici se meritano di essere recuperati, altrimenti nei centri storici liberare spazi, rinaturalizzare spazi per avere parcheggi, per avere spazi pubblici, aree pubbliche e rendere un po' più belle anche i nostri centri storici. Abbiamo demolito, grazie a una legge regionale che prevede la naturalizzazione degli spazi, e vi abbiamo realizzato un allargamento della corte del municipio con un prato e un parco pubblico. Che servirà?
che servirà. Abbiamo la biblioteca qui adiacente, quindi per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, mostre all'aperto, eccetera, vicinissimo al centro e adiacente a tutti i servizi del comune. Ma non è l'unica acquisizione del comune. A Castella, al posto di questo edificio, ci saranno nuovi parcheggi in area verde, oltre alla messa in sicurezza della curva. Sindaco e amministrazione decisamente convinti del rilancio dei borghi storici di Tarso, da procedere nel colmello di Nogarolo degli antichi pietrai ad un'altra acquisizione con conseguente demolizione. Qua andremo a recuperare questi spazi di queste case che sono ormai fatiscenti, le ultime due che vedete sopra, e realizzeremo degli spazi verdi, un parcheggio con degli spazi verdi, quindi riqualificheremo il centro di questa piccola frazione del nostro paese dove gli spazi sono pochi e stretti. Insomma, come dire, torniamo un attimo alla natura, torniamo un attimo alla maggiore vivibilità. Ma è quello su cui secondo me bisogna investire in questi anni, cioè i mobili ne abbiamo tanti, dobbiamo cercare di migliorare la qualità della vita dei nostri centri urbani, quello è la vera scommessa. Quando si parla di Prosecco si intende un mondo da 1 miliardo di bottiglie costantemente in crescita di gradimento e fatturato, ma c'è chi ha avuto il coraggio di anteporre la solidarietà al profitto. Avevamo tolto un vigneto vecchio e abbiamo detto: ma perché rimpiantare un nuovo vigneto? C'è la biodiversità di cui si parla molto oggi. Ho detto: piantiamo grani antichi. C'è chi dice no, e non è solo il titolo di una canzone di Vasco Rossi, ma la scelta di un nome famoso del vino come Giorgio Cecchetto nei confronti del Prosecco. Scelta coraggiosa, contando la mancata resa per Ettaro, ma soprattutto di cuore per l'impegno costante con i ragazzi speciali. E questo bellissimo progetto con l'Associazione Italiana Persone Down, quindi di prendere poi il grano che ne esce, fare della farina, della pasta, loro disegneranno come nella bottiglia di Raboso l'etichetta una ad una e sarà originale, la venderanno e il ricavato sarà per le loro iniziative. Ecco perché la trebbiatura con il Sole di Luglio e perché la mietitura è diventata un rito storico, ma soprattutto una festa. Bella ma calda, e il sudore. Fatica. Fatica. Poi con questo qua facciamo farina, pasta per la pizza, poi tutto. Oltre alla trebbia azionata dal mitico Landini, a mietere il grano un prodigio tutto di marca, con questa BCS che l'ingegno e l'esperienza contadina ha sapientemente modificato. Fatica e impegno di questi ragazzi in una giornata che vuole essere un segnale per tutti. Una giornata così è fondamentale perché comunque è un grandissimo segno di inclusione come l'agricoltura è, quindi di nuovo viene confermata che l'agricoltura è inclusiva e soprattutto mette in luce quelle che sono le abilità e le capacità e le competenze che può avere una persona con la sindrome di Down e che possono essere spendibili anche in un contesto di lavoro come quello del lavoro agricolo. È logico che hanno bisogno di strumenti, di un periodo più lungo di allenamento, però se ci si impegna e se si trova la chiave giusta, anche loro possono veramente dare tanto in ambito lavorativo. Una festa, un impegno, ma anche un messaggio per gli imprenditori del Prosecco. Ma questo è un messaggio che dovrebbero farlo un po' tutti, no? Si prendono veramente questo oro bianco che è il Prosecco e dedicare un po' di terreno a queste iniziative per dare un messaggio che queste terre sanno essere anche solidali. Ed ora ci spostiamo a San Polo di Piave. È stata consegnata una targa a Giulia, la 14enne, che non ha esitato ed ha salvato l'amico che stava annegando. Emozionata ma anche stupita, Giulia, 14enne, premiata con una targa per aver salvato dall'annegamento un suo amico 16enne. Si trovavano con altri giovani su 2 pedalò a 100 metri dalla spiaggia. Il ragazzo era in acqua ed ha iniziato ad annaspare. Giulia lo ha visto e non ha esitato a tuffarsi e salvarlo. In comune a San Polo di Piave il sindaco ha voluto ringraziare la 14enne per un gesto che deve essere, dice, un esempio per tutti. Il ragazzo di Vazzola sta meglio. 2 comunità che hanno vissuto un momento di paura ma anche di estrema felicità. Abbiamo consegnato questa targa di riconoscimento e di gratitudine per Giulia, per il gesto che ha fatto nei confronti del suo amico e devo dire che vogliamo anche che questo gesto sia un esempio per tutti e soprattutto per i giovani. Un gesto, continua il sindaco, che ha salvato una vita. Sicuramente è stato un gesto di impeto, un gesto anche incosciente, ma è un gesto che ha dato vita, che ha salvato una vita, che ha dato la vita e quindi
abbiamo trovato giusto e corretto e doveroso ringraziarla insieme col collega Zanon di Bazzola per dare risalto appunto a questo gesto di grande altruismo e generosità. Una festa sorpresa per gli 80 anni di una storica figura del volontariato trevigiano, Gianni Rasera. Gianni Rasera, se l'aspettava una cosa di questo genere? No, è stata proprio una sorpresa che mi ha emozionato, però ha manifestato che tutto sommato in questi anni non ho fatto troppi danni. Essere consapevoli che si può sempre fare di più. Il grande dono che Gianni Rasera, presidente dell'associazione di volontariato Aiker Onlus, un uomo che ha dedicato la vita agli altri, consegna agli amici che ieri sera lo hanno festeggiato con una sorpresa, è proprio questo: l'amore incondizionato per gli altri, il dono di sé. Un'anima di rara bellezza che la sua gente ha voluto ringraziare così ieri sul piazzale di Viale Francia. Veramente meraviglioso, ha aiutato tanto noi, veramente. Grazie. Gianni è un personaggio che non possiamo descrivere, è un uomo pieno, un cuore aperto, per tutti i colori. Io dico Gianni, ma il sangue ce l'è nero o bianco? E lui mi diceva, il sangue è umano. Ci aiuta, ci supporta in tutte le maniere. Tutte le volte che noi lo chiamiamo, lui prende la sua macchina e viene da Treviso a Conegliano a supportarci, sia quando abbiamo i banchi elementari che quando abbiamo le feste. È un uomo unico, straordinario. Mi ha aiutato troppo, aiuta tutti. Quando hai bisogno lui è sempre là con te. Ha dato una mano troppo a noi su questo quartiere e a tutti i nigeriani. Gianni è un papà per tutti, africano. Decine le attestazioni di stima e affetto tra canti, balli e abbracci. Per parte di Salvini che se fai i selfie con tutti. Per i suoi 80 anni una carovana di affetto e gratitudine da parte di tutta la comunità, un'eredità, quella che Gianni lascia, che non sarà difficile da raccogliere tra le persone che lo hanno sostenuto in tutti i suoi traguardi, dal progetto Mercurio al progetto Sobrietà, il progetto Ludobus, Famiglia a colori e Emporio non solo pane, per non dimenticare le settimane antirazzismo. E adesso siccome andiamo verso una situazione ancora più grave, ancora più complicata, speriamo che qualcuno raccolga il testimone. L'ha lasciato simbolicamente a un bambino, sperando che passi anche la norma che questi bambini siano cittadini italiani e europei a tutti gli effetti. Quindi ci auguriamo che passi anche questo principio di civiltà. Da qualche settimana un insolito orizzonte accoglie chi esce dalla Pedemontana all'altezza dello svincolo di Signoressa. Sono i girasoli solidali di una delle più importanti cooperative agricole della Marca. Un mare giallo di solidarietà è quello che incanta in questi giorni chi transita lungo la Feltrina o utilizza lo svincolo della Pedemontana a Signoressa. Campi e campi di girasoli piantati dove dovrebbe sorgere uno dei centri commerciali più grandi della Marca. È l'area Montello Hills che vede le firme della famiglia Carrone e Biasuzzi, che nell'attesa delle autorizzazioni a costruire hanno accettato la proposta lanciata dal presidente di una delle cooperative agricole più importanti della Marca. Noi abbiamo la sede a pochi chilometri da qua e osservavamo sempre quest'area che è in attesa di destinazione urbanistica e che era sostanzialmente incolta. Con l'avvenimento della crisi ucraina, della guerra in Ucraina, abbiamo coinvolto la proprietà di quest'area, che è la Cabi SRL di San Zenone, se volevano, assieme alla cooperativa Spazio, fare qualcosa di umanitario. Ovvero piantare girasoli per ottenere l'olio alimentare. Abbiamo deciso il girasole perché questa, essendo un'area incolta da parecchi anni, il girasole è una cultura estiva che sfrutta bene tutta la fertilità nel suolo e si adatta bene a zone marginali come era risultata questa. Tra l'altro ottiene bene la siccità e una volta raccolti i semi la trinciatura dei gambi restituisce al terreno oltre l'80% dell'azoto estratto. Questa operazione vede una superficie seminata di circa 15 ettari. La situazione non irrigua porterà ad avere una resa che si attesterà intorno alle 13 tonnellate totali, dalle quali si ricaverà circa il 45-50% di olio, vuol dire un circa 9.000 litri d'olio. Calcolando una media di 2 euro al litro, il ricavato potrebbe superare i 18.000 euro, che levate le spese è comunque un bel gruzzolo, che cooperative e proprietà dei terreni hanno deciso di devolvere in solidarietà. Il ricavato del raccolto sarà devoluto al Fondo regionale Veneto per l'assistenza ai profughi ucraini. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.
Da oltre 40 anni Bacilfrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacilfrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacilfrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica via via più forte, tempo buono e la tendenza è per un graduale rialzo dei valori termici. Vedremo se verrà confermato nei prossimi giorni. Il dettaglio intanto di lunedì 1 agosto. Sul Veneto il mese si apre all'insegna del sole. Avremo qualche addensamento in pianura ma anche in montagna, qui con occasionali acquazzoni nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 14 e 23 gradi, massime invece tra i 30 e i 34 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui su pianura e costa cielo prevalentemente sereno, sulla zona montana maggiore nuvolosità al pomeriggio. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 27-32 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento, sarà generalmente asciutto un po' ovunque. Temperature minime intorno ai 17-20 gradi, massime sui 32-34 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Da oltre 40 anni Bacilfrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacilfrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacilfrutta c'è per te.